Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. I comuni di Cavallino, Treporti e Venezia, VMSPA e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Venezia hanno sottoscritto l'accordo di programma per realizzare il nuovo pontile del terminal di Punta Sabbioni, un'opera considerata fondamentale per il territorio metropolitano e per il servizio di trasporto pubblico acqueo lagunare, che complessivamente costerà 8,5 milioni di euro, 5 milioni rispettivamente 2,5 milioni del Comune di Venezia e del Comune di Cavallino Treporti, 3,5 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sosterrà i costi di marginamento del tratto di muro interessato, mentre AVM SpA si impegnerà a sostenere i costi di esercizio finalizzati a garantire l'accesso al servizio pubblico. Grande partecipazione e interesse questa mattina al Liceo Majorana di Mirano, dove si è svolta la TAP veneziana di Scuola Sicura Veneto, il format ideato dall'assessorato regionale alla protezione civile, per informare e sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi in caso di calamità naturali. Durante la settimana sono state spiegate le procedure in caso di terremoto e si sono svolte diverse prove: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Sono state anche presentate le funzionalità di diversi mezzi d'emergenza intervenuti, tra cui l'elicottero del SUEM 118. Sono convinto, ha detto l'assessore Bottacin agli alunni, che tanti di voi dopo la giornata odierna avranno il desiderio di diventare un giorno volontari e così continuare a far crescere la nostra protezione civile. Un marchio veneziano a sostegno del servizio dei traghetti da parada. Si rinnova la collaborazione tra l'azienda Mavive e l'associazione dei gondolieri per il rilancio e la conservazione del trasporto pubblico di attraversamento del Canal Grande. Grazie al sostegno economico dell'associazione e al supporto della ditta, ha spiegato il consigliere delegato alla valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della città antica Aldo Reato, nei prossimi mesi riusciremo a potenziare il servizio attraverso l'apertura di 2 nuovi stazzi in aggiunta ai 5 già esistenti e rinnovarlo con l'acquisto di nuove barchette. Il consigliere Reato ha poi annunciato la presa in carico da parte dell'associazione gondolieri di tutti i traghetti da parada e ci faremo carico delle spese per far funzionare questo servizio, tanto apprezzato dai veneziani ma anche dai turisti. Ci spostiamo ad Olo. ANCI Veneto, su indicazione del commissario per l'emergenza della Regione Veneto, ha inviato a tutti i comuni colpiti dal maltempo dello scorso luglio i moduli per il censimento dei danni subiti da privati e attività. Da presso il comune di Dolo ha istituito lo sportello maltempo, operativo da mercoledì 25 ottobre. I moduli compilati dovranno pervenire dal 25 ottobre, come detto, al 27 novembre, presso il municipio allo sportello dedicato, oppure tramite mail a emergenzamaltempo@comune.dolo.ve.it. Lo sportello Maltempo si trova al piano terra del municipio e riceve, come detto, dal 25 ottobre nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17. Per informazioni si può telefonare allo 041 5121 947, attivo dal 25 ottobre, sempre il martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 9 alle 12. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.